sindaco di Vittorio Veneto come vive questa situazione? La vive in modo alquanto pesante perché le esigenze di una città a fronte di tutte le limitazioni che vediamo sono talmente varie e disparate che richiedono mille attenzioni per poter fare il meglio che si può per mitigare, per raggiungere il risultato finale, poi fra l'altro di avere una popolazione alla fin fine sana e salva. E quindi è molto responsabilizzante e soprattutto non fa mai calare l'attenzione perché mille sono le esigenze che nascono, che nessuno avrebbe mai immaginato di dover far fronte, e quotidianamente se ne scoprono, quotidianamente si risolvono, del tutto in parte in base alle capacità operative che un comune può avere. Certo che non sono giornate tranquille e io mi permetto anche in questo momento di invitare i miei concittadini a essere saldi al pezzo, non perdere la pazienza, star sempre attenti, succo e rece, come si suol dire, gran attenzione per se stessi, gran attenzione per gli altri. Un po' di pazienza ne verremo fuori. La macchina del comune non si è mai fermata. La macchina del comune ha il motore acceso, gira in prima, nel senso che il personale è ridottissimo, si fanno soltanto le cose essenziali, questo anche per disposizioni superiori, per non mettere a rischio chi deve muoversi per rapportarsi con l'amministrazione comunale, e anche la macchina stessa al suo interno deve ottemperare a certe disposizioni. Comunque non si è mai fermata e soprattutto dove c'è più bisogno, là anzi abbiamo incrementato il lavoro. Finirà, Parla di una passerà. prossima apertura imminente. Come gestiremo questo? Quanto complesso il farlo, già ieri la Regione Veneto con l'ordinanza numero 42 dalle ore 15 di ieri pomeriggio e proprio questa mattina ho firmato un'altra ordinanza comunale, pone delle variazioni rispetto alla situazione precedente. Cioè la Regione ha liberalizzato tutto il possibile ottemperando alle norme superiori statali, quindi si potranno avere i propri fiori dal fiorista, si potrà andare al cimitero, sempre con le dovute attenzioni, e si potranno riavviare i cantieri dei lavori pubblici, si potranno riavviare i cantieri sul già edificato. Ci sono delle liberalizzazioni che è stato possibile di fare e appunto da ieri alle ore 15 queste sono già partite. Dopo la partita del riavvio totale della produzione, quello sta già avvenendo secondo certe indicazioni, secondo certe norme prudenziali, ai quali tutti gli industriali, tutti gli artigiani devono ottemperare, e chissà di rimediare al danno economico senza aver ulteriori vittime o senza avere recrudescenza del male. Ma secondo lei queste piccole attività riusciranno a ottemperare questi limiti? E i cittadini stessi riusciranno? Io direi che è possibile per il semplice fatto che queste ultime settimane hanno abituato tutti a certe forme comportamentali di prudenza, per cui con mille occhi cercheremo di far la fame al virus e quindi salvarci meglio.